destination unknown, known, 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 known. Ciao a tutti piaderoli, eccoci di nuovo qui con una bella partita di Warcraft 3 The Frozen Throne. Mi trovo a combattere contro un umano, finalmente, che ho sempre beccato orchi finora, quindi almeno così avrete un gameplay un pochettino diverso. E mi faccio praticamente lo starter, quello che utilizzo di solito con gli umani, ovvero altare, cripta, Il mio destino è deciso. e poi appena c'ho l'oro, lo Ziggurat. Adesso salterò per arrivare direttamente a saltare un pochettino le parti iniziali che sono un pochettino più noiose. Eccoci qua. Intanto mando il mio goal a fare scouting e intanto mi sono messo a fare come primo eroe il Cavaliere della Morte, che io preferisco come primo eroe. Contro gli umani ti trovi sempre tattiche diverse, svariate. Chi è? Ah, il suo fan che ha mandato in scouting. Molte volte vi troverete a fare una fast expand che praticamente, col fatto che c'hanno i miliziani che trasformano in soldati per un determinato lasso di tempo, si vanno a fare subito il creep in miniera, quelli più difficili, e con infatti che c'hai già i braccianti lì, ti costruisci subito l'espansione torrettandoti come un dannato e quindi assicurandoti uno slancio d'oro iniziale non indifferente. E quindi diventano molto ostici se tu non fai un buon scouting e non riesci a anticipare un pochettino le mosse. E per fare questo in genere fanno come primo eroe l'arcimago, come in questo caso stanno facendo come primo eroe l'arcimago. Se no ti possono fare arras, ovvero azioni di disturbo, ti fanno il paladino, che ti viene in base con la cura, che come sappiamo la cura del paladino fa danneggi ai non morti, e l'invincibilità che è un'altra abilità che ha il paladino, e quindi ti viene sempre a fare comunque azioni di disturbo, e i tuoi accoliti, che come sappiamo quelli dei non morti, rimangono belli esposti. Non è come gli altri, non è né come gli elfi che ce li hanno nascosti in miniera, né come gli orchi che li possono rintanare nelle tane, e né come gli umani che comunque bene o male li puoi... non sono danneggiabili dalla cura, e poi sono abbastanza resistenti, infatti, perché li puoi portare alla cittadella e far sì che diventino miliziani, quindi un pochettino più resistenti. Io adesso con il mio Cavaliere della Morte sto cercando di fare un pochettino di azioni di disturbo, per vedere un pochettino anche se fa l'espansione veloce, perché se la dovesse fare subito io non me ne accorgo, andrei subito in svantaggio e le prenderei. E poi per assaggiare un pochettino le abilità del mio avversario, per vedere un attimino come gioca, se è bravo, se è scarso, se andare subito al sodo, se invece organizzarmi prima. Ecco, qui ho già fatto una bella cappella, perché ho spinto di riflesso la coil, porca boia, cerchiamo di rubargli almeno quello, neanche, troppo lento, è un po' che non gioco piaderoli. Qui un'altra cappella, bene, diciamo che sto facendo un aras un po' del cazzo con i Cavalieri della Morte, più che altro sto facendo un favore, vabbè, è un po' che non gioco piaderoli al multiplayer di Warcraft. Comunque adesso dicevo che, volevo dirvi che metterò delle partite di tutti i giochi che comunque faccio progetti in multiplayer, le metto sia che perdo sia che vinco. E giusto per darvi comunque, questo io l'ho fregato, buono. In modo tale che comunque do una versione verosimile del mio modo di giocare, perché mentre le partite in cui si gioca perfettamente sono capaci tutti, perché ovviamente su 3 o 4 partite 1-2 le si fa perfette, qualcuna viene un pochettino meno, però comunque così riesco a farvi vedere un pochettino, anche spiegarvi gli errori che si fanno sia da parte mia che del mio avversario, e quindi può essere istruttivo anche una partita magari dove posso aver perso, ovviamente a meno che non sia proprio una partita di merda dove io o il mio avversario ho fatto talmente schifo che rende la partita abbastanza noiosa. Qui non sentirete le musichette di sottofondo che utilizzo di solito, perché ho dimenticato di togliere la musichetta di sottofondo, quindi verrebbe fuori. Qui intanto mi sta venendo ad attaccare in base, scusate un attimo, che infatti, siccome che conosco le tattiche degli umani, quindi so che ti vengono subito con gli elementali a romperti le palle in base, mi ero preventivamente fatto due torrette uppate dei non morti, in modo tale che insieme anche al mio edificio principale mi assicurava un vantaggio, insomma, sul mio avversario. Perché i bravi player che utilizzano gli umani molto bene fanno subito un fast XP dell'arcimago, portandolo velocemente a livello 3.
Perché secondo me, infatti, sono troppo potenti quegli elementali dell'acqua che già a livello 3 ti fanno un sacco di danno e sono molto resistenti. Come seconda abilità l'arcimago mette l'aura che aumenta il mana, per cui diventa veramente è perfetto per fare dell'aras, diciamo, di venire in base subito. Perché comunque ha attacco a distanza, quindi non si espone tanto, non è facilmente surroundabile a meno che tu non abbia un eroe tipo come può essere dei non morti il vampiro lì, quello che praticamente addormenta, quindi addormenti e poi surroundi. E allora l'unico modo per toglierti dalle balle sarebbe quello di surroundarlo. Se no fate come ho fatto io, che mi sono chiuso bene gli accoliti e 2 ziggurat le ho messe, ho speso tanto 160 di oro, no 200 di oro fra tutto quanto, fra tutte e due, e mi sono comunque garantito così una buona copertura. Come desideri. Come secondo eroe mi sono fatto il Lich, come avete visto, perché mi serve la combinazione Nova e Coil, perché così almeno riesco a dare subito assestare dei buoni colpi, se riesco a portarli velocemente a livello 3-2, e agli eroi del mio avversario. Adesso, ovviamente, se fosse un bravo giocatore, comincerebbe a fare gli spezza incantesimi degli umani che sono immuni alla magia. Perché se fa qualsiasi altra unità la sdallo con questa combinazione, perché con la Nova e la Coil ne SQ1 più rallenti, cioè con la Nova del Lich fai un bel danno a un'unità e intanto ne rallenti quelle vicine, e con la Coil dai il colpo di grazia a un'unità che ha già subito la Nova. Quindi se fosse bravo mi masserebbe gli spezzi incantesimi. Adesso vediamo come gioca. Io intanto mi sto facendo dei ragni per riuscire, perché siccome che immagino che le farà gli spezzi incantesimi hanno un'armatura abbastanza bassa, per cui i ragni sono molto efficaci contro quel tipo di unità lì. Per cui io cerco scusate, non mi vengono le parole, di anticipare il mio avversario. Intanto cerco di recuperare un pochettino di livelli degli eroi, perché sono abbastanza basso. Adesso sì, sono quasi a livello 3. Già se arrivo con il mio eroe primario a livello 3 gli do intanto un attimo il controllo che non faccia l'espansione. Se riesco ad arrivare, come dicevo, con il mio eroe a livello 3 ho già una buona cura per salvarmi il mio eroe secondario, e soprattutto faccio anche già una buona base di danno. Adesso, siccome che non so bene che tattica farà il mio avversario, per sicurezza ricerco anche la ragnatela dei ragni, tanto può sempre tornarmi utile. Tanto qui continuo con l'osservatore lì l'osservatorio dei goblin a palle ancora qui a monitorare le miniere. Sono che torno, che palle. Adesso mi sta prendendo di mira ovviamente il mercatino. Sembra che stia facendo quel cacchio di massando archibugi. Se mi dovesse fare gli archibugi, se mi massa gli archibugi, io con i miei goal masserei goal e abomini e dovrei fargli il culo a strisce. Comunque ho fatto anche ragni, perché visto che comunque vedo che mi sta attaccando in base, madonna che palle il nano con lo stun, con quel cazzo di abilità che c'ha. Infatti gli umani hanno un focus sui non morti che è tremendo. Stun del nano più luce sacra del paladino e comunque archibugi che non ti fanno scappare praticamente l'eroe. Quindi tu o hai la pozioncina di invincibilità, o se no che cazzo, o ti fanno usare praticamente subito il teletrasporto, quindi ti fanno buttare via un sacco di soldi. Ma guarda te, ma vai via, ma vai a fare creep e rompere i coglioni in base. Adesso scusate un attimo che è un momento un pochettino critico. È un momento abbastanza critico. E per ora sono abbastanza in vantaggio. Adesso sto perdendo praticamente tutti i goal. Però comunque io gli sto seccando molto più di quello che lui mi sta seccando a me. Guarda quel cacchio di nano come se la dà a gambe, bastardo. Guarda come va veloce poi. Cioè faccio fatica e col mio cavaliere della morte mi ha seccato tutti i goal. Adesso vedete come faccio con la legna.
E i 2 gol bisogna comunque sempre tenerli alla legna, Pederoli, questo è un errore che vi sconsiglio di fare. Io sono il buio. Però comunque l'ho battuto in ritirata. Io sono il buio. Adesso cerchiamo. Mi serve altra legna. Infatti vedete adesso mi trovo in difficoltà con la legna. Allora, facciamo goal per forza. Hai chiamato. L'unica adesso che posso Dove fare devo per versare recuperare il in sangue? fretta la legna Sarà fatto. La mia è di andare a prendere quella macchina dei goblin che praticamente fa il tagliaboschi lì, insomma, che ti fa ogni colpo ti dovrebbe fare 10 di legna, io sono. il che ti fa recuperare in fretta. Hai chiamato. Però prima bisogna che mi occupo dello scouting perché... Ok, vediamo un pochettino. La mia vendetta è Stanno già andando a fare le espansioni. Mi serve altra legna. E che pugnetto, quanto costa? Sotto c'è una macchina che fa legna che costa più della legna, cioè che costa un sacco di... costa 100 di legna. Desidero solo servirti. Adesso lui me lo tengo lì perché mi serve l'osservatorio. Ti evita, tanto ti costa 50 di oro e ti evita. Adesso con l'oro sto facendo un po' arrabbiare, ma adesso lo recupero, non vi preoccupate. Hai È che chiamato. ti si accumula mentre combatti perché fatica, se non hai una micro perfetta fai fatica a utilizzarlo e intanto combattere. Mi sono sotto attacco. Poi soprattutto senza legna è dura costruire cose. Dove andate voi? Venite con me. Cerchiamo di fare più creep possibile intanto. Io sono il buio. Finiamo il creep che avevo cominciato prima. Ok, questo mi serve. Mi serve altra legna. Allora, mi servono il dispel del destroyer. Dai, quanto cacchio ci La mia metti? Vai. vendetta è tua. Ok. Perché, infatti, il non morto, perché è svantaggiato dagli elementali dell'umano? Perché ha il primo dispel disponibile, ce l'ha al tier 3, alla tecnologia 3, con i destroyer. I destroyer li sblocchi la terza tecnologia, mentre le altre, gli elfi hanno già praticamente hanno già i fuochi fatui, che sono i loro laboratori, che li puoi detonare per fare un La dispel mia vendetta a costo 60. Gli umani hanno comunque i maghi alla tecnologia 2, così come anche... Oh, che palle, ce l'ho sempre che torno. Adesso mi è partito un ragno. Infatti ho fatto una massa di spezzi incantesimi. E adesso Piedroli la partita si fa un po' ostica. Inventario è pieno. hai chiamato. Vendiamo un po' di roba anche perché mi serve. Per il re dei Lich. Mi sono preso il globo lì, come si chiama? Battaglia Di corruzione. Che quello è il migliore secondo me, che praticamente toglie 5 l'armatura dell'unità focusata. Nel senso, cioè, colpita dal Lich, che adesso c'è la Lich, e toglie 5 di armatura, quindi subisce una valanga di danni in più. È ottimo per focusare un'unità. Quindi col fatto che sto utilizzando i ragni è l'oggettino più adatto in questo momento. Mia vita per Ner'zhul. Sì, padrone. Vedete, comunque una base va costruita con senso. Vedete che io mi sono tutto bello coperto gli accoliti, perché avendo gli accoliti così esposti, il non morto deve sempre preoccuparsi di chiuderli. Ah, madonna che palle, adesso lui si vuole coprire l'espansione lassù. Sicuro come l'ora. Poi ovviamente mi sbaglio anche ho fatto la coil invece che il ragno al nano, che adesso si è curato. E si vede che aveva la pezzoncina. Oh, ecco il mio terzo eroe. Mi serviva un po' di massa da tenere davanti e a prendere un po' di colpi. Dove devo versare il mio sangue? Andiamo qui. Infatti, Hai vedete. chiamato. Ormai il Piazza sa le tattichine dei suoi avversari, ma ci gioca da tanto tempo. A intervalli non regolari, ancora lì. Hai chiamato. Ma che mi vuole solo ondare le robe. Via, 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 via. Io sono. Da che gli secco subito uno spetto incantesimo. Io sono. Morto. Hai chiamato. Adesso con una buona micro potete dare già una bella svolta alla partita. Come desideri. Vedete? La mia rabbia. Che sono molto deboli già che sono abbastanza deboli i ragni. Io avevo 4 ragni, lui aveva non so quanti spezzi incantesimi. Con anche il Lich che ha il suo bel... ma allora... Aiuto, mi sta prendendo di mira il mio cavaliere della morte. Per Ner'zhul.
Vedete, guardate, guardate quanto ci mettono a crepare. Dai, dai. Adesso l'ha coperto bene. Fanculo. Ma cercando di seccare un altro. Io sono il buio. Niente, soprattutto contro. Poi adesso mi arriva a rompere le palle anche il creep. Fanculo, vabbè, niente. Le nostre truppe sono sotto attacco. La mia vendetta è tua. Proviamo ad andare su allora. Vediamo come è messa torrette. Proviamo ad andare su all'espansione. Perché bisogna che gliela tiro giù quell'espansione. È la base, se voglio vincere devo tirare giù Desidero solo quell'espansione là. servirti. Non c'è pezza, Pedro, non c'è pezza. Andiamo, andiamo a demolire. Pa, 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 pa. Andiamo. Guardate che roba. Hai chiamato. Ma andiamo avanti, il mio assorbi colpi. Il suo che è stato creato per questo. Mettiamogli l'armatura di ghiaccio e go! Sei tu che comandi. Almeno le torrette quando sono in fase di costruzione degli umani sono molto deboli. Porca boia, siete qui che rompe le balle. Via. Che palle sto cazzo di stun. Ma adesso me lo surrounda pure, fanculo. Niente, dai. Adesso non è che è pronto l'incantesimo. Che due maroni. Anche lui. Via, andiamo via da qua. Il nano con mana pieno ti secca tutti gli eroi. Poi adesso c'è anche i creepy dietro che mi rompono le palle. Partita ostica, l'avversario è fortino Piederoli, Quindi loda il mio avversario. Dai, sono contento comunque, sta venendo a fare una bella partita. Adesso mi sono fatto un destroyer per quei cacchi di elementali. Ovviamente mi ero dimenticato di mettere le torrette in autocast della cura del mana. Ricerca completa. Mi sembra giusto. Vendiamo un pochettino di cose per rifarmi un po' di soldi e riprendermi il TP. Solo che adesso senza il leech con il globo sono nella merce, non è che sono molto efficaci. Qui intanto c'è il boss Caioli che mi hanno disboscato tutto nel frattempo. Niente, vado intanto senza il leech, perché se prende piede la sua espansione sono nella cacca. Perché se adesso ne vado a fare una io, lui ovviamente le starà pattugliando per non farmele fare. Quindi devo sfruttare il fatto che lui sta spendendo molto oro per farsi la base, e la seconda base. Ah, è già di nuovo qui. Via. Vuole ancora cazzo di nano che se non te la pianti, brutto bastardone. Bastardo, te lo devo seccare. Deve morire. No, merda. Vedete, perché già con quel cacchio di arcimago, salutiamolo, perché c'è l'arcimago che gli dà un sacco di mana, per cui già se ce l'ha di livello 4-5, già con l'aura del mana a livello 2 l'arcimago, il nano c'ha lo stun infinito, insomma. La miniera d'oro sta per esaurirsi. Secchiamo subito l'elementale che me lo lascia lì. Dai, vieni. È morto un ragno, ma adesso ne secco 2 o 3 di questi cazzo di roba. Sono anche veloci poi quei cacchio di spezzi incantesimi, vanno scorreggia. 2 li hanno seccati, ho perso un ragno, ho ucciso 2 spezzi incantesimi. Caccia via. Via, andiamo su. Cerchiamo di bollargli, vediamo come è messo a torretta per evitare inutili perdite. Ne è solo una, buono, andiamo. È una buona occasione adesso, sono in vantaggio di unità. Le nostre truppe sono sotto attacco. Cosa? Ah beh, lui che ha tagliato un po' la strada volando, passato sopra la torretta. Via. Carica! Dai che se gli riesco a tirare giù la base, sono a buon punto. Via, dovrebbe andare giù in tempi brevi. Sì. Anche sta arrivando, bastardone. Però sto giro sei tutto bello ammucchiato, adesso ti faccio. Ah, ha fatto anche il paladino, dannato. C'è pezzo. C'è un nano che è immortale. Ma nano, dai che adesso muore. No, c'è anche l'oggettino addirittura. Uffa. Vabbè, tanto facciamo l'ammazzabile. Sto aspettando.
Però lui non mi ha seccato niente. Vediamo invece noi di seccargli tutto il seccabile qua, visto che lui sta scappando perché è in svantaggio. Così mi faccio tutto delle belle esperienze. Vendetta è tua. Ho lasciato volutamente il mio terzo eroe là in base per il semplice fatto che ho bisogno di livellare questi due eroi qui. Hai chiamato. Perché rischio che me lo intercetti mentre arrivo a supportare il mio... Intanto vediamo se sta arrivando, no, ancora no. Perché rischio che me lo intercetti e non me lo accoppino mentre raggiunge il rinforzo. No, solo via, fuga che io ho seccato. Intanto facciamoci anche un'altra free experience. Ok. Adesso ricongiungo tutto. Tutti gli La eserciti. nostra miniera d'oro è crollata. Per il re dei Lich. Ok, quindi dovrebbe essere finito anche l'oro del mio avversario. Io ho seccato l'espansione, quindi non ha più rifornimento d'oro nemmeno lui. Lui comunque aveva sprecato un sacco di oro con quei braccianti in più le torrette più che io ho distrutto, più la struttura principale di quel municipio. Quindi comunque dovrei essere avvantaggiato di oro. A unità sono avvantaggiato io. E direi che la partita si sta mettendo bene, Piederoli. Ho dei buoni tank davanti, gli abomini con il mio signore delle cripte. E questo che ci fa? Ma ciao! Vedi che fanno le cappelle anche il mio avversario. Boh. Almeno così a cappelle siamo pari. Ok, salutiamoli questi girocottoli. Si vede che li ha messi ad attaccare ma hanno seguito. Lui non se n'è accorto. Ok, proviamo a vedere di fare l'espansione io intanto che lo vado... Adesso dopo lo vado ad attaccare. Proviamo. Urco boy, ho messo la magia del danno che gira, le palle che girano. Stanno salendo gli eroi, speriamo che mi sa... Oh, mi è salito anche lui, anche il mio terzo eroe. Allora mettiamo l'armatura a lui e l'armatura anche a lui. Praticamente l'armatura di ghiaccio del Lich, che è un'armatura che lui può castare su un personaggio, invece quello che ho messo al mio terzo eroe è un'abilità che gli aumenta l'armatura e praticamente il danno che riceve lo restituisce in parte tramite gli spini. Infatti quando voi lo mettete vedete che gli spuntano degli spini dal corpo. Sei tu che comandi. Oh, che cosa c'è qua? Uno scout. Via. Quali sono i tuoi ordini? Ok, andiamo a vedere cosa sta facendo di bello. Hai chiamato. Quali sono i tuoi ordini? Eccolo qua, guarda che adesso mi sta prendendo dal lato, vaffanano. Sono devoto a Nerz. Devo ammazzargli sto cazzo di nano. Poi io so che sbaglio, ma glielo voglio seccare. Ma bomba allora con ste cazzo. Io guarda, un'altra cappella che sto facendo a Piederoli. Adesso non riesco mai. Un'altra cappella che sto facendo, non guardo mai l'inventario degli eroi del mio avversario. È basilare, perché vedete come in questo caso io ho sprecato mana e attacchi sopra un'unità, sopra un eroe che aveva la pozione di vulnerabilità. Ed è una cosa insensata. Cioè dovevo focussare gli altri eroi. Quindi questi sono errori che non vanno fatti. Vedete, queste sono partite combattute belle che comunque però vi insegnano delle cose, perché ovviamente anche chi mette i video fa degli errori. Adesso io qui sto facendo il coraggioso, ma è perché non voglio che mi vada a prendere la mia espansione, è l'unica chiave che ho per vincere. Dove, ma non so dove mandarli, a far legna. Secchiamogli anche questo. Ha finito l'oro perché ne ha fatto solamente uno di bracciante, quindi vuol dire che sta racimolando l'oro per fare gli altri. Quindi lui ad oro è pulito. Tanto teniamoci il mio eroe là bello al sicuro. Quindi non dovrebbe aver comprato più niente. Focussiamogli subito sto cazzo di paladino bastardo di merda. Via, ciao, salutaci. Perché già è abbastanza resistente, se poi si cura anche. Secchiamogli quell'altro nano di merda. Niente, gnavo. Non c'è pezzo. Allora gli secco l'arcimago, via. Che l'ho bello tutto circondato. Salutiamo anche l'arcimago. Secchiamogli adesso quello che rimane qua. Guardate quante cazzo di unità c'è ancora, madonna mia. No.
No, 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 fanano, pertanto muore anche il tuo. Fidati che muore anche il tuo ultimo eroe. Così mi ritrovo 2 eroi contro... Ciao. Io c'ho anche loro perché intanto c'ho la miniera che va. No, va, per mettere... Ho cambiato visuale e non mi sono accorto che Mossora ha un dato il Lich. Fanculo. No, guarda che era bravo. Vedete che bravo come avversario. È bravo nel suo round. Però lui è bello resistente, non è così... Non è così facile tirarlo giù. Via, 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 via. Sì, ma ormai è vinta Piederoli. Non può più nulla. Non può più nulla. Poi intanto che lui mi sta rincorrendo, io sto seccando tutto. Oh cacchio, arrivano anche i braccianti. La madonna, quanta gente c'è. Il tempo fugge. Mappale, questi li posso prendere L'unica però. autorità che riconosco è quella del trono ghiacciato. Oh, sentite quanti urli. Sarà fatto. Oh, sentite là quanti urli. Ta ta ta. Sto facendo la maratona di New York con questo. Col mio eroe. Che mi è rimasto. Ecco. Concede la vittoria. Dai Piederoli, è stata una bella partita, a me mi è piaciuta molto. Ditemi cosa ne pensate, ci tengo molto al vostro parere, anche di... Prima di salutarvi però Piederoli vi invito a vedere anche le campagne tuttora in vigore, diciamo, tra virgolette. Adesso in questo momento ancora non troverete la campagna degli orchi perché è appena cominciata, vi invito più che altro a vedere le campagne che ho già terminato, per cui così almeno vedrete anche un pochettino l'origine degli eroi che trovate un po' qui nel multiplayer. Inoltre vi ricordo di vedrete anche il link della mia mappa canale dove potete vedere anche gli altri progetti che ho aperto. E inoltre vi ricordo la mia pagina di Facebook che trovate sempre nelle descrizioni di tutti i miei video, che così almeno mi potete seguire anche lì dove metto delle cavolate eccetera. Vi ringrazio se mi ritenete un youtuber valido, se condividete i miei video in modo tale che comunque mi aiutate a crescere e a farmi conoscere, ovviamente se reputate che ne sia in grado insomma. E niente, per adesso vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima. Ciao a tutti Piederoli!